Guardia Montana Trevigiana, Prealpi, Bellunesi e Vicentino, Coc aperti, protezione civile sul campo, attesa per le prossime ore. La tragedia sulla 4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, un 38enne di Schio si schianta con la sua auto contro un camion fermo in piazzola di sosta, nulla da fare per lui. Travolse e uccise il piccolo Mattia, il papà e la nonna a Santo Stefano di Cadore. Angelica Utter patteggia 4 anni e 8 mesi, la difesa ha accettato la richiesta della procura. Venerdì alle 15 ufficializzata data e ora dei funerali di Sammy Basso al campo sportivo di Tezze sul Brenta. Celebrerà il vescovo di Vicenza, Antena 3 seguirà in diretta l'addio. Resta un caso l'assenza di Roberto Marcato sul palco dei Big Pontida, ring parole di fuoco contro la deriva di destra. I fascisti, dice, mi fanno schifo. Domani 61 anni dalla tragedia del Vajont, scuole aperte a Longarone per le commemorazioni e sempre domani alle 21 il documentario di Media Nord-Est, l'eco del fango. Buonasera, ben ritrovati, il telegiornale del Veneto. Partiamo subito con il sondaggio al centro della puntata di Ring di questa sera, che è dedicato alla tassa di scopo che si sta pensando di mettere sulle sigarette. La proposta arriva dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Sigarette, aumentare il prezzo per finanziare la sanità, il quesito che vi poniamo. Qui vi chiediamo di rispondere come sempre utilizzando i contatti che vedete in sovraimpressione, una chiamata per il sì, un'altra chiamata per il no. Il sondaggio l'esito del sondaggio verrà esposto e raccontato questa sera nel corso della puntata. E poi partiamo con la pagina dedicata al maltempo e siamo subito in diretta con il nostro Christian Arboit. Il focus è sulla Marca Trevigiana. Siamo ad Asolo con Christian, a Seren del Grappa, le precipitazioni più copiose. Buonasera Christian. Buonasera Anna, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica e che ti mostra il Muson dei Sassi. Siamo a Pagnano d'Asolo, il bacino è quello dell'Alto Brenta, il bacino del Piave Pedemontano, quindi siamo nel cuore di questa allerta rossa sul fronte idrogeologico. Qui con me ci sono il sindaco di Asolo Franco Dalla Rosa e il vice sindaco Mauro Migliorini. Come procede la situazione, sindaco? Allora, per adesso la situazione è buona. Da 70 centimetri che avevamo stamattina di acqua, adesso siamo ai 140 e abbiamo dei margini di un altro 1,5 metri. Fortunatamente la pioggia si è stata distribuita finora in parecchie ore e quindi la rete idrica è riuscita a smaltire l'acqua piovana. Da adesso in avanti speriamo che non peggiori la situazione drasticamente, in modo che se piove con questa intensità i fiumi riescono a defluire. Ecco perché qual è il tema? Il Muson dei Sassi è un fiume torrentizio, quindi può crescere esponenzialmente. Mauro Migliorini ha gestito l'emergenza di metà maggio, quando il Muson era esondato. Sì, a metà maggio, il 16 maggio, abbiamo raggiunto l'altezza di 4,20 metri. Il torrente Muson era esondato in più punti nel nostro territorio comunale. Oggi, come diceva il sindaco, al momento la situazione è sotto controllo. Se arriviamo al terzo livello di allerta, che sono i 3 metri, ci aspettiamo delle zone esondabili. La situazione più critica, Anna, a Castelfranco Veneto, dove da poco è stato messo un avviso, quello di attivare i dispositivi di protezione passivi, quindi di fatto le paratie, i sacchi di sabbia, di non parcheggiare le auto nei garage sotterranei, ma fra poco andremo proprio a Castelfranco Veneto, ci aspetta il sindaco Stefano Marcon. Per quanto riguarda la Marca Trevigiana sono attivi i COC in buona parte dei comuni, anche qui ad Asolo chi sta operando? Sì, sono attivato, il COC è attivato dalle ore 14:30, c'è la protezione civile, i vigili del fuoco e le polizie municipale che sta muovendosi e guardando un po' il territorio in giro. Grazie sindaco Dalla Rosa, grazie vice sindaco Migliorini. Quindi una serata di allerta rossa nella Marca Trevigiana e non solo. Con Simone Merlo, Anna, ti restituisco la linea da Pagnano d'Asolo.
Grazie Cristian, buon lavoro. Intanto vi aggiorniamo sul fatto che dalla Regione comunicano che stanno invasando i bacini di eliminazione di Riese, Montebello, Isola Vicentina. Esattamente in questo momento a Vicenza c'è l'allerta rossa, per noi sul posto la nostra Luisa Bertini. Luisa, a te, buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui dove è riunito il COC, l'assessore alla protezione civile Matteo Tosetto ci ha fatto la cortesia di uscire per darci gli ultimi aggiornamenti, perché qui la situazione che preoccupa è quella relativa al Bacchiglione per le intense piogge che lo stanno riempiendo dalla montagna. Vi do un attimo un aggiornamento per quello che riguarda la zona della provincia. 70 sono i COC aperti, la rete idrica è in sofferenza in diverse zone, i vigili del fuoco sono a lavoro per alcuni prosciugamenti in zona Schio, Malo e Valdagno, e a Malo hanno richiesto anche delle squadre di supporto della protezione civile provinciale. Ma torniamo a noi e alla situazione di Vicenza, piena del Bacchiglione, attesa. Sì, di fatto le previsioni sono state in primo momento rispettate, abbiamo avuto una grossa difficoltà che sta arrivando dalla montagna, in città dovrebbe smettere di piovere intorno alle 20 e 30, e il Bacchiglione è quello che ci preoccupa molto di più, motivo per il quale abbiamo già posizionato dei sacchi di sabbia come nel nostro piano della protezione civile, abbiamo già posizionato un'idrovora di viacqua in via Leoni e pronti a farla eventualmente partire anche quella nuova in zona stadio. Abbiamo messo le paratie che sono previste in via Sartori e stiamo procedendo con i volontari della protezione civile a metterle anche in via Giuriolo. Ovviamente stiamo cercando di attivare tutto il possibile, scongiurando ovviamente che il Bacchiglione salga troppo, però stiamo qui monitorando la situazione e vedere appunto rispetto anche i dati che ci stanno proveniendo da Ponte Marchese, capire quanto il Bacchiglione dovrebbe salire. Ecco, quindi questa è la situazione per il momento. Restituisco la linea allo studio e ringrazio l'assessore per essere stato con noi. Grazie Luisa, un ultimo aggiornamento: è crollato un albero, siamo sul Fadalto, albero crollato sulla Lemagna, la strada è stata chiusa e dunque la circolazione interrotta. Questa è un'ultimissima notizia che riguarda il maltempo. Andiamo con le immagini a questa mattina invece, dove lungo la A4 c'è stato un incidente mortale, a perdere la vita un 38enne vicentino. Un uomo di 38 anni, Tommaso Dalla Fina, originario di Schio in provincia di Vicenza, è morto a causa delle gravi ferite riportate a seguito del violento scontro tra la sua auto e un mezzo pesante. Il sinistro si è verificato lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. L'auto stava procedendo verso Trieste quando all'improvviso, per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada, è finita contro un mezzo pesante fermo regolarmente nella piazzola di sosta. L'impatto è stato devastante, con l'auto ridotta a un groviglio di lamiere. I vigili del fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo con l'ausilio dei divaricatori, già privo di vita. Inutile l'arrivo del personale infermieristico. Autostrade Alto Adriatico a sapere che al momento dell'incidente il traffico verso est scorreva regolarmente. Andiamo avanti. Angelica Utter patteggia 4 anni e 8 mesi. La difesa ha accettato la richiesta della procura. La donna che travolse e uccise, ricorderete, a Santo Stefano di Cadore il piccolo Mattia, il papà e la nonna. 4 anni e 8 mesi è quanto ha patteggiato Angelica Utter per il triplice omicidio stradale avvenuto a luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore, in cui hanno perso la vita Marco Antoniello, il figlio di 2 anni Mattia, e la nonna Maria Grazia Zuin, tutti di Favaro Veneto. Circa un mese fa, dopo la proposta di patteggiamento della procura, il marito di Maria Grazia e nonno di Mattia, contattato al telefono, aveva commentato così. Avevamo già un ergastolo da scontarne altri, avevamo già delle robe vergognose in Italia. La difesa dunque ha accettato la proposta di patteggiamento presentata dalla procura, ma bisognerà attendere il 15 ottobre per la lettura del dispositivo e la decisione della misura di sicurezza da applicare nei confronti della donna, attualmente in libertà vigilata in una struttura psichiatrica del Veronese, da cui è seguita anche con terapia farmacologica e grazie a cui sta iniziando a rendersi conto di ciò che ha fatto. Il pubblico ministero ha chiesto che la misura resti tale, ma la difesa ne ha chiesto il decadimento. Ora starà al giudice
giudice decidere. In ogni caso la donna non tornerà in carcere. A marzo infatti erano scaduti i termini della carcerazione preventiva alla Giudecca, poi la donna fu trasferita nella struttura sanitaria veronese. Le fu riscontrato uno stato di semi-infermità mentale e un elevato grado di pericolosità sociale. Ora ad attenderla ci sono altri 2 procedimenti, uno a Bolzano per il porto illegale di un martello in un centro commerciale, uno a Venezia per l'aggressione alle compagne di cella e agli agenti della polizia penitenziaria. Intanto la prossima settimana si chiuderà il caso, per cui le famiglie delle 3 vittime hanno ottenuto un risarcimento danni milionario. Sammy Basso, l'ultimo saluto venerdì alle ore 15, ormai è ufficiale, i funerali celebrati al campo sportivo di Tezze sul Brenta, una cerimonia che Antena 3 seguirà in diretta. Come era trapelato già ieri nel pomeriggio, l'ultimo saluto a Sammy Basso, biologo affetto da progeria scomparso improvvisamente sabato sera, sarà nel campo sportivo della sua Tezze. Uno spazio enorme per abbracciare attraverso la presenza e l'affetto di tutti quelli che l'hanno conosciuto una persona straordinaria che nello spazio esiguo della sua vita è stata capace di dare tanto al mondo intero. Venerdì 11 alle ore 15 una funzione che Antena 3 seguirà interamente in diretta per consentire davvero a tutti di esserci e salutare questo grande piccolo eroe dei nostri tempi. A celebrare le esequie sarà il vescovo della diocesi di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, con a fianco Don Piero Savio, parroco di Tezze, ma non è esclusa anche la presenza di altri parroci del comprensorio bassanese, amici famosi ed esponenti politici. Diverse le testimonianze che si alterneranno prima dell'inizio della funzione. L'amministrazione comunale di Tezze ha fatto sapere che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Si potrà accedere al campo sportivo già a partire dalle 13:30, un accesso libero a tutti finché lo spazio lo consentirà. Ora, come comunità cristiana, desideriamo condividere la nostra gratitudine per la straordinaria testimonianza di Sammy e l'eredità che ci lascia. Così ha detto Monsignor Brugnotto. Per Sammy, che ha sempre condiviso la sua fede pubblicamente, la sera prima alle ore 20 ci sarà una veglia di preghiera nella chiesa di Tezze sul Brenta. Siamo alla politica con la Pontida di Roberto Marcato, diventa un caso la sua assenza al palco dei Big Fuoco Amico da parte del consigliere leghista Centenaro. Il partito Lega, il movimento Lega non è né di destra né di sinistra. Posto fascista non ne parliamo nemmeno, i fascisti mi fanno schifo. A lei i fascisti fanno schifo? A me i fascisti fanno schifo. Si può dire, no? Cioè, mica... tante altre cose mi fanno schifo, tra queste anche i fascisti. Lo dice e lo ripete Bulldog Roberto Marcato nel corso di ring, tirando le fila di una Pontida mai così a destra, ma un conto sarebbero i militanti, un altro gli alleati del momento. Quando ho parlato con Naci non c'ero, sono andato via proprio quando ha finito Zaia, sono andato via perché avevo altri impegni, ma io, siccome per me la coerenza è un valore in politica come nella vita, io continuo a pensare che Vannacci con la Lega non c'entri assolutamente nulla, appunto. E Orban? Manco ancora. A Pontida Marcato c'era e come, non sul palco però, nemmeno nel momento topico dello srotolamento della bandiera di San Marco, assenza che il diretto interessato spiega così. Quando è arrivato il messaggio di avvicinarsi al palco per salire, perché c'è tutto un tema di accrediti, bisogna andare per tempo, io ero ancora in macchina. Roberto Marcato non ha bisogno di accrediti a Pontida. Ma devi presentarti prima, tutta una iostra, vabbè, insomma, burocrazia che là, va bene, ma insomma, nessun problema. Io ero ancora in macchina, punto. Una volta sul pratone, l'affetto dei militanti, selfie e abbracci. Forse arriva prima, si arriva da su. Cioè, stanca sta roba, se vado su è un casino, se non vado su è un altro casino. Decidete. Amen. Caso chiuso? Assolutamente no. È qui che scatta il fuoco amico. Sulle pagine social del Mattino di Padova, il consigliere regionale leghista Giulio Centenaro mette in discussione la ricostruzione di Marcato. Le coincidenze possono accadere, ma io ci credo poco. Noi con Luca Zaia eravamo tutti sul palco, scrive Centenaro. Apriti cielo. Con un segretario
che è sotto scacco perché gli stanno chiedendo, lo stanno valutando se mandarlo in galera oppure no. E con l'autonomia che ha le più forti resistenze del mondo, mi credo che dovremmo preoccuparci di questo piuttosto che fare i post contro un collega. Andare sul Mattino di Padova e attaccare un collega. Insomma, rompe un tabù che secondo me può dare la stura ad altri interventi che non farebbero bene al partito. Questi sono problemi della segreteria di partito, che so che su questo è intransigente, e farà quello che vuoi, a me non interessa, ripeto, non lo conosco benissimo, per cui immagino che abbia molto tempo da perdere, beato lui. A Longarone scuole aperte per commemorare domani la tragedia del Vajont. Cambiamo passo rispetto al passato, dice Roberto Padrina, diventerà una grande giornata di educazione civica. Esattamente un anno fa la presenza, ricorderete, del capo dello Stato Sergio Mattarella. Riflettiamo, la frana, la sparizione nel nulla di un ambiente, di un territorio, di tante persone, la cancellazione della vita. Sono tormenti che tuttora, 60 anni dopo, turbano e interrogano le coscienze. Riecheggiano ancora al cospetto della diga le parole pronunciate esattamente un anno fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era il 60° anniversario della tragedia del Vajont. L'Italia guardava Longarone. Un anno dopo il registro è più intimo, si ritorna a una sfera di comunità. Quest'anno sicuramente è una celebrazione più sobria che abbiamo concentrato in alcuni eventi. La giornata sarà scandita da commemorazioni civili e religiose, su tutte la deposizione della corona al cimitero monumentale di Fortogna, in serata la veglia in chiesa e il rintocco delle campane alle 22:39 esatte, l'ora della catastrofe. Quello del Vajont deve però essere un ricordo vivo, da qui la decisione dell'amministrazione comunale di tenere aperte le scuole solitamente chiuse per la ricorrenza. Affinché questa sia una giornata di riflessione, non una giornata di festa e di vacanza per i ragazzi, ma che quest'anno li porteremo a vedere una rappresentazione teatrale, ma soprattutto cercheremo di fare in modo che possano partecipare attivamente alle varie celebrazioni. È una giornata di educazione civica, l'abbiamo così un po' definita. E nel 61° arriva il messaggio del presidente Luca Zaia, che parla di ferita ancora aperta. Dal PD Andrea Martella afferma che la difesa del suolo continua a essere un'emergenza nazionale. Sullo sfondo una battaglia vinta, quella per tenere a Belluno gli atti processuali del Vajont. Era del resto l'auspicio del capo dello Stato. Ufficialmente ormai queste carte rimarranno qui, ma poi il 9 ottobre annuncerò un'altra cosa che vi posso comunque già anticipare qui da voi oggi, è quella che tutta questa documentazione che noi abbiamo digitalizzato nel corso degli anni e cui grande impegno economico lo ha sostenuto soprattutto la Fondazione Vajont, adesso nel portale del Ministero della Cultura è a disposizione di tutti. Il 61° anniversario, per non dimenticare, domani sera andrà in onda su Antenna 3 con inizio alle ore 21 il documentario dal titolo L'eco del fango, che il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino ha realizzato per commemorare l'anniversario della strage del Vajont. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi il Telegiornale di Venezia. Arrivederci.